No, ma viene a mente una storiella che mi hanno raccontato in America. Su me. No, su te, su uno pressappoco come te, insomma. La storiella dei tre capelli, la conosci? No. Oh, c'era un giovane che una sera va a letto, la mattina si alza, va in bagno, si guarda nello specchio, oh Gesù, 3 capelli in testa, aveva una chioma fortissima, 3 capelli in testa, Madonna. E come faccio? Come faccio? C'è un appuntamento importante con una ragazza stasera, come faccio? Andare così, come faccio? Si rammaricava, prendeva sti 3 capelli, li aggiustava, se li metteva. Alla fine ne mise uno a destra, uno a sinistra, un altro al centro, lo tira su e dice, beh, alla mascagna. Così. E esce, va all'appuntamento con la ragazza, la sera torna a casa, va a letto, la mattina si alza, va nel bagno, 2 capelli. Adesso comincia un po' ad essere problematica la cosa. 2 capelli, e come faccio? Come li metto a posto stamattina sti 2 capelli? Tenta, guarda, dice, beh, prende un capello, lo mette a destra, poi prende l'altro, lo mette a sinistra. Dice, beh, con la riga in mezzo, pure posso andare. Ed esce, la sera si ritira, dorme, la mattina si alza, va in bagno, si guarda nello specchio, un capello. E dice no, non è possibile, ma allora ce l'ha con me, proprio la sorte ce l'ha con me, ma come faccio adesso con sto capello, unico capello, finché erano 3, va bene, li giostravo, ma con un unico capello, piglio sto capello in mano, lo tortura, lo gira, lo rigira, arrabbiatissima, non ne può più, se lo scippa e dice, vabbè, ho capito, stamattina esco spettinato.